io devo spiegare con la pittura per tutto il mondo vedere come è dolore per vedere qualcuno, altre persone muore. Ilian, 31 anni, richiedente asilo a Treviso da qualche mese, racconta così l'immagine che ha voluto fissare sulla tela: tante teste di uomini tra le onde del mare, quella scena agghiacciante che ha visto prima di arrivare in Italia e non riesce a togliersi dalla mente. Il suo è uno dei dipinti esposti alla Fondazione Benetton di Treviso, che ha voluto raccogliere in una mostra i quadri dei migranti. Alla presentazione anche tanti studenti degli istituti superiori della città, chiamati per un confronto sul tema dell'immigrazione davanti ai ragazzi poco più grandi di loro che hanno lasciato il proprio paese in cerca di una vita migliore. E proprio a questi giovani stranieri si rivolge Luciano Benetton, l'imprenditore che dal nulla ha fondato un impero e che ancora oggi, ad 82 anni, ha ripreso le redini dell'azienda di famiglia, annunciando: staneremo le intelligenze dovunque si trovino, a cominciare dagli immigrati che sono una ricchezza d'energia. Invita questi ragazzi a mettersi in gioco per vedere se da una passione per la pittura possa nascere qualcosa di più, una professione. Loro hanno una mostra, dovrebbero decidere se vogliono che questa mostra abbia un movimento economico. Siccome sono alle prime armi, potrebbero far simpatia anche umana. Per cui potrebbero avere delle offerte per gente sensibile.